Devo presentarvi finalmente il re di questa trasmissione. Qui siamo su un altro livello. Qui stiamo parlando di un bacon di una qualità. Osservate il bordo, la peppatura. Chiamate, parlate con i nostri operatori, prenotate una visita, venite a osservare, a annusare, a sollevare, a toccare, per quanto possibile, la perfezione di cui stiamo parlando. Sei come un Big Mac. Quando ti vedo poi c'ho voglia di correre. Davvero tu sei come un Big Mac. Ti voglio qui soltanto quando vengo vero. Io sto qui seduto col rumore del fone. Penso che staresti meglio col bacon. Io sto qui seduto col rumore del phone e penso che staresti meglio col bacon. Sono solo due le cose in cui credo. Una è il bacon, l'altra è che staresti meglio me con. Noi due dovremmo amarci in un letto di bacon. E poi farci sposare da un prete di bacon, sì. Magari fare un figlio tutto fatto di bacon e poi mandarlo in giro vestito di bacon. Litigare io e te solo per il bacon, mentre passeggiamo su strade di bacon. E quando penserai di andare via sarò lì a ricordarti quanto è buono il bacon. E poi festeggeremo le nozze di bacon, invecchieremo nel nome del bacon. Ai nostri figli lasceremo bacon. Voglio che sulla mia tomba ci sia scritto bacon, perché sono solo due le cose in cui credo. Una è che staresti meglio me con, l'altra è il bacon, l'altra è il bacon. E mi odierai come se mi amassi davvero, e mi odierai come se non amassi il bacon. So dirti cos'è, non ti penso mai, ma se ti vedo poi dormo male. Perché tu sei come un Big Mac. 2 volte l'anno io ho bisogno di te, di te. Il mio organismo non vuole averti appresso, ma quali t'apprezzo. La migliore del menù sei tu col bacon. Sei tu col bacon. Sei tu col bacon.